Un progetto che ci rende leader ancora una volta tra le eccellenze d'Italia. Noi parliamo di sicurezza alimentare, ne parliamo prima di tutto facendo corretta informazione e formazione di medici, di nutrizionisti, di pediatri, ne abbiamo parlato nelle scuole e alla fine l'ultimo interlocutore è il mondo della produzione, perché noi controlliamo i prodotti del Veneto come regione e qui possiamo parlare di corretto stile alimentare parlando di buoni prodotti della nostra tradizione, della nostra terra. È un progetto che non vuole promuovere un marchio commerciale, Alimenti in Salute non è un marchio commerciale, è un'attestazione di sistema. Significa che il tema della sicurezza, che tanto è di attenzione per la gente, in particolare per le fasce che si considerano più fragili, deve essere ben definito soprattutto a partire da chi garantisce, in questo caso la Regione del Veneto. Quindi un vantaggio per i consumatori in particolare. Prima di tutto il nostro interlocutore è il consumatore. La delega che questa regione ha voluto darsi, che è quella della tutela del consumatore e della sicurezza alimentare, ci rende un'eccellenza in tutta Italia. Il consumatore è il nostro primo interlocutore, ma un consumatore libero quando è informato e il tema della sicurezza, che viene considerata una priorità, deve essere ben spiegata, deve essere recepita attraverso un corretto stile alimentare e peraltro si favorisce anche una migliore qualità della vita, oltre a favorire i prodotti della nostra terra.